Udine e l'Udinese si sono svegliati con una doccia fredda, pesante la notizia che associa il nome del portiere Maduka Okoye al calcio scommesse. La partita incriminata risale allo scorso mese di marzo, quando l'Udinese ha vinto 2-1 a Roma contro la Lazio. Il momento preciso, sotto la lente della Procura federale e poi anche della Procura di Udine, è la munizione comminata al portiere della nazionale nigeriana al 64esimo per perdita di tempo. Un gesto normale, soprattutto quando una squadra come l'Udinese è avanti in casa di una big come la Lazio, certo, ma a far scattare l'allarme è stato l'algoritmo della Sisal su un flusso anomalo di scommesse dal capoluogo friulano. Un'indagine notificata ai protagonisti a fine dicembre è ora venuta alla luce, plurale d'obbligo perché nel caso è coinvolto anche Diego Giordano, imprenditore quarantenne titolare della pizzeria Biffi, noto locale di via Poscolle, frequentato spesso e volentieri dai giocatori bianconeri. Una storia mai lineare quella di Okoye a Udine, in particolare per le frizioni con la compagna Gelisia Wellstoff, sfociate in una chiamata ai carabinieri senza denuncia nel novembre del 2023 da parte della stessa, seminuda in lacrime fuori l'Hotel Ambassador, e poi per alcune storie Instagram di fuoco prima di Udinese Inter di questa stagione. Poi l'infortunio grave che ha compromesso la stagione attuale. La vicenda del giallo incriminato è molto delicata e profila all'orizzonte anche una pesante squalifica eventuale di 3 o 4 anni che potrebbe essere diminuita in caso di collaborazione con la giustizia sportiva. È presto però per fare supposizioni e ipotesi con le indagini in corso avvenute sia con perquisizioni nelle abitazioni dei protagonisti che con trascrizione di chat e conversazioni telefoniche. Con l'Udinese che non rischia sanzioni se, come pare, si tratta di un evento isolato da parte di un singolo tesserato. La società friulana si ritiene totalmente estranea alla vicenda, come testimoniato anche dal grande impegno messo nel sensibilizzare tutti i tesserati, anche quelli delle giovanili, sulla lotta alla piaga delle scommesse. I legali e i procuratori chiariranno i contorni della vicenda, con Okoye che fermo già lo era per infortunio. La mente va subito ai precedenti noti, Tonali e Fagioli, il primo fermato 10 mesi per aver scommesso su piattaforme illegali sul Milan vincente quando giocava il rossonero, il secondo fermato per 12 mesi, poi scesi a 7 per aver partecipato a un percorso di disintossicazione dalla ludopatia. Entrambi hanno violato l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, mentre ad Okoye potrebbe essere contestata la violazione dell'articolo 30. Situazione più grave, la vicenda è aperta a ogni eventuale finale con le indagini che chiariranno l'esatta verità della questione di per sé, ribadiamo, molto delicata.